Biagio Marin è stato sicuramente influenzato dal rapporto con la sua terra, con Grado in particolare, però guai a ridurlo a questa dimensione. Biagio Marin è una figura europea. D'altra parte quella terra lì, Gorizia, Trieste, sono grandi città europee, sono state al crocevia di conflitti, culture, tradizioni, linguaggi, quindi sono terre che hanno loro stesse una dimensione internazionale. Marin è un poeta coltissimo, aveva letto di tutto, si poteva parlare con lui dai presocratici a Meister Eckhart, da Goethe a Novalis, a Hölderlin, quindi è un poeta europeo, ripeto. Il centro della sua poetica era questa morte che si viveva nella vita, era tutto questo gioco continuo nella sua poesia di consapevolezza e coscienza di morire, ma il morire che è proprio nomen agentis. Questo è evidente anche nelle poesie che dedica al figlio, eccetera, eccetera. Questa compenetrazione, per usare un grande nome, proprio spinoziana. Non pensi alla morte per restarci incantato, ma pensi alla morte per vivere ogni giorno nel pieno delle tue forze. Era anche un uomo, Biagio Marin, che dava l'idea, pur essendo vecchio, quando l'ho conosciuto, molto vecchio, l'idea di forza, direi addirittura una sorta di monumentalità aveva il personaggio. Grado dà a Marin il senso della lontananza, no? Il mare, la lontananza, la distanza, senza di cui non c'è poesia. Per la poesia è tutto un gioco di metriche, di rime, un vedere le cose da lontano. E così anche per la lingua di Marin, no? Marin parla in una lingua che non si sa, non è neanche dialetto gradese, no? È proprio una lingua che non si sa. È una lingua che non si sa, ma non è questo la poesia. La poesia è appunto parlare una lingua che non si sa, non è la lingua nostra, non è la lingua della prosa, non è la lingua di questa lingua specifica, perché nella poesia un poeta mette dentro tutto quello che ha assimilato da altri linguaggi, da poeti di altre lingue, quindi costruisce una lingua che non si sa. E questo straordinario in Biagio Marin era stato messo in evidenza già da quello che forse l'ha fatto conoscere al grande pubblico, cioè Pasolini nella sua famosa antologia di poesia cosiddetta dialettale degli anni 50.